Buonasera a tutti e benvenuti alla Zanzega. Allora, è una puntata un po' particolare, è la quarta in questo nostro percorso che viaggia tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra l'altro vi anticipo, e poi ne entreremo un po' nel dettaglio della cosa, siccome dedicheremo probabilmente una puntata all'immigrazione e allo spostamento delle genti, avremo anche un collegamento con l'esterno delle prossime puntate, cercheremo di mettere in piedi una rete anche con chi non abita più in Italia. Allora io per cominciare presento gli ospiti di questa sera e vi ricordo che da 4 giorni c'è la pagina ufficiale della Zanzega su Facebook e sono molto contento perché in 3 giorni e mezzo ha già avuto 300 like, quindi spero che da oggi che lo annunciamo ripetutamente ci sia un incremento di queste visite, un approfondimento, anche perché su Facebook è possibile visionare le puntate già andate in onda. Dicevo, quarto appuntamento con la Zanzega che è una festa, ne parleremo anche con gli ospiti di oggi, come la vivono o lo hanno vissuta in questa terra bellissima della regione Veneto che è la terra legata al Bellunese, quindi anche alle Dolomiti fondamentalmente. Io presento i nostri ospiti che sono Sebastiano Saviane che è uno chef, un giovane chef che sperimenta tantissime cose e oggi insieme a un altro ospite ci parlerà di un prodotto tipico proprio delle valli, dico io, certo. Bellunese. Valli, sbaglio? Giustissimo. Giustissimo. Abbiamo un grande amico, Giuliano Vantaggi, eccolo qua. Giuliano non è uno dei cattivi di Liu Pen, bensì è un grandissimo esperto di marketing della terra bellunese, è una persona, la trovate se cercate su internet un po' ovunque, quindi si occupa di marketing, di promozione delle Dolomiti attraverso anche la Fondazione Dolomiti UNESCO e attraverso la fiera di Longarone che oggi è più o meno protagonista di questa nostra messa in onda. Abbiamo con noi Fausto Bortolot, senza doppie, perché è un cognome tipicamente veneto. Come potrei definirti, Fausto? Un emigrante che è andato in Germania in 50 anni a vendere gelati. A vendere gelati. Quindi diciamo che il gelato è anima della tua esistenza, del tuo divenire. Sì. Quindi ci parlerai di gelato fondamentalmente. Naturalmente sì. Anche perché ricordiamolo, domani inizia uno dei più grandi eventi mondiali legati proprio al gelato artigianale. Ma lo facciamo dire a Oscar De Bona, eccolo qua, Oscar De Bona. Buonasera a tutti. Oscar, vi aspetto tutti domani in fiera. Domani perché tu, Oscar, sei fondamentalmente il presidente della fiera. Sì, pro tempore, siamo tutti pro tempore. Da 3 anni che vivo questa bellissima esperienza, conoscevo bene le edizioni della mostra del gelato anche prima, perché in varie maniere, insomma, il mondo dei nostri gelatieri, sia bellunesi che trevigiani, lo conosco almeno da 25 anni. Domani alle 11 si apre la 54esima edizione, quindi ci sono stati 54, sono passati 54 anni. E poi proseguirà anche la domenica, no? Proseguirà domenica, no, domenica c'è l'inaugurazione, sì, poi c'è lunedì, martedì e mercoledì. Mercoledì avremo la premiazione di quelli che parteciperanno con la Coppa d'Oro. E domenica consegneremo 2 riconoscimenti a maestri gelatieri, uno che arriva da Vancouver in Canada, l'altro da Santiago del Cile, per dimostrare anche l'internazionalità della nostra mostra internazionale gelato, che è un fiore all'occhiello non solo per le Dolomiti bellunesi ma anche per tutto il Veneto e per tutto il nord-est. E poi abbiamo le assemblee delle associazioni, tutti i gelatieri che operano in Germania, in Austria, in Olanda, e poi l'Argeles, che è l'associazione di tutte le associazioni europee che si riconoscono nel gelato artigianale, che è una cosa diversa dal gelato industriale, e qui abbiamo anche un vicepresidente prestigioso. Io adesso sono un po' ovviamente ignorante sulla questione, però vero è che ogni puntata apprendo cose diverse legate proprio alle terre soprannominate, che sono le 3 Venezie fondamentalmente, e qualcuno mi disse un tempo che il gelato artigianale è stato inventato dai veneti e fondamentalmente dagli abitanti della Valbelluna, delle zone montane venete. Però questo poi me lo direte voi perché siete sul pezzo da molti anni. Abbiamo con noi anche Luca da Corte Croera, che lui è, rappresenta i produttori di casunziei della Ladinia Dolomitica Veneta. Sì, che è la regione per eccellenza delle Dolomiti, che è stata riconosciuta la Regione Veneto nel 2002, anche grazie a Oscar De Bona, che all'epoca era super potentissimo. Quindi non lo sai più?
No, è anche super potente ancora oggi, però Ho una grande fortuna, che sono amico di Luca di più oggi che quando ero potente. Ci sarà modo anche di brindare insieme, perché fondamentalmente è un tavolo che vuole raccogliere amicizie e collaborazioni. Abbiamo con noi Maurizio Pellegrin, De Pellegrin, scusatemi, ti abbiamo nominato gelatiere Zoldano, non so se è corretta la cosa. È correttissimo, l'ho fatto per tutta la vita fino a qualche anno fa, quando mi sono ritirato e sono tornato a vivere a casa in Italia, dedicandomi poi a divulgare la bellezza del gelato, ecco, sostanzialmente, andando in giro per l'Italia e per l'Europa anche, con una vecchia macchina da gelato per dimostrare come nasceva il gelato 150 anni fa. Sei frutto anche di collaborazioni con il mondo, quindi la tua natura è... Sì, è il contatto, il colloquio con la gente, ecco. Infatti sei anche, se non sbaglio, vicepresidente di niente. Di niente. Perfetto, vicepresidente di niente. Sei vicepresidente. Beh, l'associazione Gelatieri Zoldani, vedi, sono stato per un po' di tempo vice sindaco di Forno di Zoldo, però adesso sono tranquillamente rilassato. Ma lo mangi il gelato? Io lo proporrei Tantissimo. per il titolo di cavaliere, perché quello che sta facendo lui da alcuni anni è incredibile, alla RAI, in altre stazioni, altre emittenti, testimonia questo fiere, grande valore, no? Spazio, in tutta Italia, e non solo in Italia, anche in Austria e in Germania. Bisognerà, Fausto, che facciamo una proposta lo facciamo in diretta qui. Oscar De Bona! Perché lo merita veramente, fanno cavalieri gente che non merita niente, guarda. Poi ci racconterai più di preciso un po' quello che è, insomma, la tua storia, la tua passione fondamentalmente. Volentieri. Questa è una passione fondamentalmente. Volentieri. Abbiamo anche degli altri ospiti, io li saluto da lontano in questo momento, sono tre baldi giovani che indossano la mia stessa camicia, ma è voluta la cosa? Sì. Chiaro? In modo tale che ci fosse un po' di musica anche attorno a questo tavolo, perché loro sono amici fondamentalmente, vedete che al centro c'è Enrico che è un rappresentante degli occhi più telegenici del Veneto e del nord-est in generale, che bucano ovviamente lo schermo. Li abbiamo chiamati perché fanno un repertorio di musica rock and roll, però molto spesso divertono le masse e le folle. Se vi presento al volo, quindi mi avvicino col microfono. Allora, abbiamo all'estrema destra della formazione musicale Flavio Tosselli. Benissimo, poi abbiamo Michael Briganti. e Dulcis in fundo, con noi all'estrema sinistra della formazione musicale di oggi Enrique Galapeños. Benissimo, quindi vedete è una formazione internazionale che si unisce benissimo al tema di oggi, che è legato all'internazionalità del prodotto made in Italy, in questo caso del gelato. Allora, parleremo sì di gelato, parleremo di questi casonziei che io ovviamente non conosco benissimo, anche se a dirla tutta li ho mangiati una sola volta, ma avremo occasione probabilmente questa sera addirittura di assaggiarli, quindi di cibarci di un prodotto tipico di questa regione dolomitica, no? Abbiamo definito all'inizio. Tutto questo serve non tanto a promuovere una realtà geografica eccezionale, semplicemente a far sapere che oltre a delle cose bellissime che sono legate alla natura, alle Dolomiti e alla storia, ci sono dei prodotti di altissima qualità. In primis il gelato, in secundis, in questo caso, un prodotto che è un primo piatto che può andare sulle tavole di tutti quanti. Ci spiegherete poi una ricetta, come si può servire in tavola, in che occasione anche fondamentalmente. Allora, la Zanzega, come vi dicevo, ha anche una pagina ufficiale di Facebook, cliccate mi piace e entrate a far parte di questa comunità sempre più ampia di gente che ama sì la gastronomia, ma soprattutto ciò che c'è di bello in Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Allora, io inizierei proprio a parlare di gelato. Allora, il gelato fondamentalmente è un prodotto che nasce dal latte, diciamolo così, cioè il 50% io ho letto viene utilizzato il latte nel prodotto gelato. Sbaglio oppure? No, lei sbaglia un po'. Io sbaglio, sì. bene, benissimo. Il gelato, la crema nasce dal latte, invece il gelato alla frutta nasce dall'acqua, che una volta si chiamava sorbet. Quindi il gelato, diciamo, non è il sorbetto, sono due cose completamente diverse. Caso strano, ma noi siamo sempre un po' l'Italia, che è la patria, l'eccellenza del gelato,
non c'è una legge sul gelato, una legislazione. In Germania, che già prima della seconda guerra mondiale c'è una legge sul gelato, dove dice che il gelato di crema deve contenere solo ed esclusivamente grassi del latte, mentre il gelato sorbetto, lo chiamano, non deve essere fatto solo a base d'acqua, che più delle volte a base a frutta, insomma. Quindi quando prendo una pallina di gelato alla fragola, quello è gelato, cioè nel senso che c'è il latte, la crema? No, alla fragola, alla frutta c'è l'acqua. Sempre? Quasi sempre. Okay. Mentre il classico gelato, che è quello... La cioccolata, la nocciola, il pistacchio, eccetera, di solito è fatta con latte, insomma. I famosi gusti al latte, quindi. I famosi gusti al latte. Però lei prima diceva che i gelatieri dello Zoldano e del Cadore hanno inventato il gelato. Non siamo stati noi che abbiamo inventato il gelato. Sicuramente il gelato è stato inventato agli arabi, che in Sicilia c'è una storia un po' lunga. Per noi sicuramente l'abbiamo fatto conoscere all'estero. L'eccellenza italiana del gelato all'estero, parlo della Germania, ancora dell'Austria, ancora prima, metà 1800, sicuramente i gelatieri dello Zoldano, del Cadore, l'hanno fatto conoscere all'estero, da apprezzare anche. Quindi avete capito che il tema è piuttosto dolce, ma sarà anche salato. Io lancio una piccolissima pausa, tornate con noi fra pochissimo alla Zanzega! Già già! Eccoci ancora in diretta con la Zanzega. Allora, Maurizio, una storia legata al gelato, dicevamo, e una storia intrisa anche di germanità, possiamo dirlo? Esatto. Dove il gelato italiano, ragazzi? E il gelato italiano ha portato non solo il gelato in Germania, ha portato la cultura e la leggerezza dell'essere e del vivere italiano anche in Germania. Quindi abbiamo esportato anche cultura italiana in Germania, non è solo prodotto da vendere, ecco. È modo di vivere anche. Quindi tutto quello che eravate arrivava... L'abbiamo trasmesso in tutti gli anni in cui siamo stati in Germania, io l'ho fatto per più di 40 anni, senza contare gli anni della scuola in cui le mie vacanze scolastiche le ho passate tutte dietro il banco. Come è nato questo rapporto? Quindi, cioè, come è iniziata la tua avventura legata a questo mondo? Ma hanno cominciato i miei genitori nel 1956. Prima mio papà lavorava in Svizzera, poi è ritornato, visto che stava iniziando il boom del gelato nella Valle di Zoldo e nel Cadore, tutti ormai si riversavano in Germania per aprire negozi di gelateria, e per cui ha cavalcato con i miei genitori questa onda benefica, diciamo, della gelateria. E anche benefica per gli abitanti della Germania, perché hanno avuto modo di godere di un prodotto incredibile. Certo, sì, certo. E quindi sostanzialmente negli anni 60 ci fu, se non sbaglio, questo grande boom del prodotto italiano, no? Però è iniziato dopo la seconda metà del 1800, è già iniziato a quell'epoca l'emigrazione zoldana e cadorina principalmente all'epoca verso Vienna, perché Vienna era il catalizzatore di tutte le risorse, diciamo, no? E poi esisteva anche una borghesia ben strutturata dell'impero austro-ungarico, quindi aveva la disponibilità finanziaria per comprarsi il gelato, certo. A differenza dell'Italia, che all'epoca non versava ancora in condizioni economiche tali da potersi permettere il conno di gelato. Eravamo usciti non da tantissimo dalla guerra, e quindi... Sì, ma parlo del 1800. Ah, quindi tu parli proprio della prima parte di emigrazione. Mentre l'ultima è quella che ha portato gli italiani in Germania con il gelato, e poi in Belgio, credo, ma qua Oscar De Bona ci dirà. Sì. I semi, bisogna fare una precisazione. Noi in Intanto invito il nostro chef a versarci un calice di vino, se ne voglia. Quegli anni là noi eravamo dei cittadini, dei sudditi dell'imperatore austro-ungarico, quindi tutto il bellunese e anche gran parte del Veneto per un certo periodo, quindi i nostri giovani facevano il servizio militare. Facevano, mi pare, 3 anni. Per l'Austria, per l'imperatore, quindi girando hanno visto queste opportunità, e hanno cominciato poi... C'è un filo doppio che lega queste realtà, no? Che le ha rese cugine per molto tempo, quindi è un rapporto molto lungo, no? Perché tutti si spiegano come mai, perché sui paesi che oggi sono diverse nazioni di lingua tedesca, per questi motivi, perché noi abbiamo avuto tantissimi veneti, soprattutto bellunesi e qualche friulano che andava nei Carpazi meridionali, oggi Romania, o nella Slavonia, oggi Croazia. Certo. Ci sono delle enclave lì di qualche migliaio di persone
che sono rimaste per tantissimi decenni all'oscuro da parte delle realtà nostre qui, e solo dopo, quando è caduto Tito, si è cominciato quindi a smembrare l'ex Jugoslavia, e questi qui... Quindi la storia dell'immigrazione, Oscar, è molto lunga, molto importante, è piena di nodi molte volte non conosciuti, non svelati, nel senso che abbiamo anche, voglio dire, una conoscenza del mondo legato all'immigrazione italiana e non solo, molte volte superficiale, però la realtà è quella che c'era una comunione di genti e di risorse che non riusciamo neanche a immaginarci al giorno d'oggi, no? Loro sono stati degli apripista, loro sono stati degli apripista, perché hanno portato poi il caffè, hanno portato la grappa, hanno portato i nostri formaggi, hanno portato il prosecco, cioè 30 anni fa del prosecco, del Cartizze o del caffè sono loro quelli, perché l'hanno diffuso nel mondo. Si parla sempre di questa parte dell'Europa, di 5.000 città, piccole o grandi, che avevano ognuna almeno una gelateria nella piazza, hai capito? E dopo aver apprezzato per decenni il gelato, hanno cominciato anche ad apprezzare il prosecco, il caffè e via via, e la grappa. Volevi agganciarti su questo, Fausto? Sì, appunto, noi nel Museo della Repubblica Federale Tedesca, che è a Bonn, hanno dedicato, la Germania ha dedicato un angolo alla gelateria italiana. Cioè noi facciamo parte della storia della Repubblica Federale Tedesca. Un monumento, un pezzo di storia. Che non è da poco, insomma, che la Germania dedichi uno. Io ringrazio Sebastiano che ci ha versato questo vino, io farei già un brindisi per cominciare questa avventura di oggi legata al bellunese e a tutte le sue grandissime risorse, e invito i ragazzi ad addolcire il nostro brindisi con una canzone. Allora io lascio la parola alla musica, ai Weather Rock. I see the moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad time today. Don't get around tonight when it's bound to take a light. There's a bad moon on the right. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming soon. I feel rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. Turn around tonight when it's bound to take a light. There's a bad moon on the right. All right. Got your things together. I feel like quite prepared to die. Look like we're in for nasty weather rock. One eye is taken for a night. Well, turn around tonight when it's bound to take a light. There's a bad moon on the right. Well, turn around tonight when it's bound to take a life. There's a bad moon on the right. Bellissimi Weather Rock. Cosa avete eseguito, scusate la mia ignoranza? Un brano di Creedence Clearwater Revival. Dal titolo? Bad Moon Rising. Grazie ai Weather Rock che torneranno ancora con noi a farci compagnia come soundtrack di codesta trasmissione di oggi. Allora, la cosa interessante, fra un po' parleremo di Belluno, del suo complesso non solo gastronomico, però c'è un'unione di produttori, c'è questo consorzio di Casunziei. Sì, che nasce l'anno scorso dalla voglia di un sacco di piccoli produttori della provincia di Belluno, che al momento sono 7, di piccoli negozianti, di maggior parte delle volte gestiti da madre, figlio, marito e moglie, che però hanno come finalità e anche come trade union il mantenimento delle tradizioni popolari, perché alla fine
usufruire degli ingredienti che ti dà il territorio, che in questo caso nei casonziei possono essere la ricotta, possono essere le verdure di stagione, i funghi, per produrre un prodotto, appunto i casonziei, che non passa turista in provincia di Belluno che o al ristorante o in albergo o in rifugio ne mangia un piatto prima di andarsene a casa, era quasi scontato che prima o poi qualcuno si mettesse insieme per tutelarlo, insomma, ecco. Tutelarlo e promuoverlo, quindi anche Sì, come... soprattutto promuoverlo, perché provincia di Belluno, se lo benissimo, è una delle province più turistiche d'Italia e abbiamo, insomma, E potrebbe essere molto di più di quello che è, anche, poi ne entreremo. a volontà, però sapete benissimo che abbiamo questi incursori esterni industriali, insomma, che si fanno presenti con un prodotto magari non artigianale, non legato al territorio, perché quello che fa bene al territorio, oltre ai casonziei e oltre al parlarne di casonziei e a mangiarli, certo. è proprio la tutela del territorio, perché si riscopre l'agricoltura, si riscopre la manifattura e soprattutto si mantengono le tradizioni, tanto che l'ha sposato sia l'Istituto Ladin della Dolomites e sia... Tu parli un po' ladino, dicevamo prima. Antin sì, parlo anche per dialetto. È una cosa, anche quella, è un mondo che bisognerebbe approfondire. Loro perché... zoldani ci prendono in giro perché noi cadorini mettiamo la S ovunque, siamo quasi spagnoli, invece loro sono un po' Hai più... un accento effettivamente... Un po' spagnolo, un po'... qualcosa. Sebastiano, cosa ne pensi dei casonziei? Io te avevo sai... Ma sicuramente può essere individuato come un prodotto di testimonia di un territorio, no? Cioè, spesso o volentieri quando noi andiamo in un posto cerchiamo il gusto del posto, no? Insieme magari anche al vino del posto, no? Secondo me il casonziei può essere proprio individuato come un testimonia del territorio, sì, esatto. Difatti all'interno, ci ho letto un attimino la brochure, a seconda di dove ti sposti c'è un prodotto che calza, no? Quindi è interessante questa cosa qua, no? A seconda di dove sei c'è il tipo di casonziei a Cortina piuttosto che... Questa è bella, è una carta di identità, no? Uno entra... Sì. E ha il gusto a seconda di dove si trova. Un po' come il gelato, sempre per questa terra ricchissima che è la terra bellunese. Quindi sono due testimonial, in questo caso gastronomici, dolce e salato, di una terra meravigliosa. Un testimonial del gusto. Voi adesso, da quello che ho capito, ho visto che c'era una pentola che tentava di sussurrarci l'ebollizione, e credo sia Luca, certo. In questo, chi di voi due si appresterà a produrci... Io da buon produttore, quasi chef, mi metto... Ti accingi a assaggiare... Così noi li mangiamo, voi no, però almeno vi diamo un'idea di cosa arriverà su questa tavola. Prenditi un po' di vino. Giuliano, io stavo dicendo, allora questi due eccellenze del bellunese testimoniano proprio una storia, una tradizione e anche una proiezione verso il futuro. Il bellunese in due parole. Poi ne torniamo in maniera più seria e più approfondita. In due parole è un po' difficile, ma allora diciamo che a livello di promozione turistica anche del prodotto tipico delle Dolomiti bellunesi o della provincia di Belluno, si nota come nella nostra provincia ci sia proprio una propensione incredibile a valorizzare il prodotto tipico e a sfruttare il prodotto tipico. Abbiamo 10 ristoranti che sono stellati Michelin in provincia ed è la provincia con più ristoranti stellati Michelin d'Italia. Questo la dice lunga sulla valorizzazione del prodotto tipico. Abbiamo dei prodotti che sono DOP e IGP e tra l'altro risultiamo all'interno anche della zona dolomitica una delle zone che ha più prodotti DOP e IGP, perché se pensiamo solo alla provincia di Belluno noi possiamo contare il formaggio Piave, possiamo contare il miele delle Dolomiti, possiamo contare il fagiolo di Lamont, possiamo contare... Tutte DOP queste? Tutte DOP o IGP. E diciamo ci sono alcuni prodotti protetti dai presidi slow food come per esempio il fagiolo Gialette e altri prodotti come il gelato che sono protetti addirittura da una giornata europea del gelato artigianale. Per la prima volta l'Europa ha sancito il fatto che un prodotto alimentare sia protetto e sia diciamo tra virgolette festeggiato in una giornata particolare dell'anno che è il 24 marzo. Benissimo, torniamo fra pochissimo entrando sempre più nel dettaglio del prodotto di cui stiamo parlando oggi, dei due prodotti buonissimi di oggi, e entreremo sempre di più in quella che è una terra unica al mondo anche per la presenza delle sue Dolomiti. La Zanzega, quando la TV ingrassa, a fra poco. Allora è interessante perché anche fuori onda cerchiamo un po' di approfondire le faccende. Allora, mi diceva il buon Maurizio che gli piacerebbe proporre proprio domani o dopodomani, adesso non so in questi giorni, una coppiata un po' particolare legata al gelato.
Sì, provare a fare un gusto di gelato con quello che è il ripieno dei cassonziei, frappe rosse, ricotta, eccetera. Io poi dicevo, ma in effetti questi gelati che si fanno adesso qua, anche il buon Fausto entra in gioco, io vedo nei servizi che si fanno poi nei telegiornali, che di questa cosa si parla ovunque, no? C'è il gelato, non so, al granchio, il gelato al pesce o al roast beef. Sono gelati in realtà buoni che si vendono oppure è solo un'operazione promozionale? Io non vedo dei gelati da promuovere in gelateria, questi gusti di gelato qua, più gelati fare nella gastronomia, un ristorante per esempio una pallina di gelato al parmigiano reggiano con una fetta di prosciutto come antipasto può andare bene, ma in una gelateria questi gelati non è che li vedo tanto. Quindi diciamo che il gelato è classico, quello artigianale, Gusti no? classici sì, però da quest'anno la Fiera di Longarone promuove la gelateria del territorio, cioè la valorizzazione dei prodotti del territorio. Prodotti del territorio per la provincia di Belluno intendo la frutta del sottobosco, intendo le noci di feltre, eccetera, eccetera, sono 2 o 3 gusti che identificano il territorio proprio. Da noi si può fare benissimo anche il prosecco, insomma il gelato al prosecco. Certo, Sebastiano, volevo agganciarmi anche a te. Io, a dirla tutta, quando mi dicono la cucina, no, legata alla terra bellunese, al di là del gelato che è protagonista proprio in questi giorni alla Fiera di Longarone, mi viene in mente il canederlo. Quindi sbaglio oppure è una realtà forse più legata al Trentino che al bellunese? Esatto. La vigna anche, no? Sì, noi diciamo come nostro avremmo più gnocco di pane, se andiamo a vedere l'origine, la radice. Esatto. Viene fisicamente fatto in maniera diversa, dalle parti del Trentino appunto c'è il canedro, nella zona del bellunese viene fatto questo gnocco di pane, che è simile, però proprio a livello estetico diciamo a forma di gnocco, e anche là lo trasformi a seconda di cosa c'hai un pochino, no? Che può essere delle erbette di campo piuttosto che il ginepro, le spezie, comunque tutte legate alla montagna. E quindi magari con un buon piave d'oco, un soligoro, potrebbe essere il giusto matrimonio, no? E quindi è sempre comunque prodotti, mi viene da pensare, che derivano da una cucina povera. Assolutamente, trasformati in maniera povera e quindi essenziale la trasformazione, pochi passaggi per valorizzare molto il gusto, diciamo. E voi un che po' siete come il gelato, no? dei giovani chef che avete anche delle visioni molto lungimiranti, no? Nel futuro del prodotto italiano non solo, partite da questi fondamenti oppure è qualcosa che rimane legato al passato? No, è importante partire dal passato per arrivare al presente, se no mancano fisicamente pezzi. Dopo magari un attimino un aggiustamento sulle chiavi di lettura delle varie ricette, ma proprio per essere un pochino all'avanguardia. Però la base è assolutamente la storia, cioè, noi siamo testimoni di quello che c'era prima, quindi è importante salvaguardare l'autenticità anche del gusto, no? Per dopo arrivare all'odierno, benissimo, però diventare senza smettere di essere, no? Per l'appunto. E tra l'altro, Oscar, è una frase questa molto bella che campeggia nel museo che c'è a Belluno che tu hai creato, no? Il senso è quello che le genti si spostano, i migranti, c'è un grande flusso di culture che si spostano nel mondo cercando di diventare appunto senza mai smettere di essere, no? Quindi chiunque si sposta porta la sua cultura ovunque essa sia la località in cui si trasferisce, per motivi molte volte legati a un bisogno anche umano di cercare qualcosa, un fondamento, no? Se sai, noi abbiamo inaugurato il 18 maggio questo bellissimo museo multimediale interattivo, un po' l'unico del Triveneto che ha queste caratteristiche, e c'è anche una parte dedicata anche a quelli che erano i piatti tipici di una volta. Sarebbe bello che stiamo già avendo diversi gruppi di adulti o di studenti di tutte le 3 Venezie che vengono su a visitarla. Si può visitare anche di domenica, basta sabato o domenica, basta prenotarci, ed è un bel museo veramente, perché ogni anno si può integrare. Tu hai del materiale, qualcuno a casa trova dei documenti, una testimonianza, dei filmati fatti con il Super 8, e noi 2 volte all'anno abbiamo una ditta specializzata che recupera il tutto, poi restituisce gli originali e inseriamo dentro, quindi non è fisso lì, immobile, no? E poi c'è una parte dedicata al museo tradizionale del gelato e dei nostri minatori,
tu sai quanti sono anche morti nella disgrazia di Marsinelli e in altre disgrazie. Molti veneti. Poi tra l'altro questo museo tradizionale è andato in onda proprio ieri sera a Rai 2 su Dossier, proprio dedicato specificatamente a questo tema, con il cavaliere prossimo Maurizio De Pellegrini e con il già cavaliere Fausto Bortolotti. Sono stati protagonisti anche di questa testimonianza che la RAI ha voluto farci proprio prima dell'inaugurazione della mostra del gelato, e noi ringraziamo Antenna 3 per questa opportunità che ci dà oggi attraverso questa tua nuova credo che trasmissione. Molte volte anche chi è nato e cresciuto in questa bellissima regione, che il Veneto è la mia, o chi è cresciuto in provincia di Udine e di Trieste, o chi in provincia di Trento e Bolzano, nella fattispecie che è la zona in cui noi mostriamo quello che vogliamo mostrare, quello che sappiamo fare, spesso certe cose si danno per scontate, per cui sapere che questo prodotto che Luca sta in questo momento buttando sui nostri piatti, no? I prodotti che fanno questi ragazzi che abbiamo con noi in studio questa sera, molte volte io che sono della provincia di Venezia assolutamente non li conosco, cioè non so di cosa stiamo parlando. Questo non perché io sono totalmente fuori da un mondo legato al belluneso, semplicemente perché molte volte si mangia più facilmente un hamburger americano che un prodotto tipico e genuino. Se posso dirti, guarda che in questi ultimi anni, soprattutto dal veneziano e dal trevigiano, noi abbiamo moltissimi visitatori e tanti espositori che vengono nei nostri 12 appuntamenti che teniamo ogni anno. Sono riscoperte, vuoi dirmi di questo? Sì, ormai anche questi piatti, perché Luca per esempio con la Confartigianato, con Giacomo De Jong, il presidente provinciale, poi è stato anche uno degli esponenti a livello nazionale, preparano insieme a Sebastiano e a tanti altri, Sebastiano e Luca, noi organizziamo poi delle bellissimi stand che poi il raccolto, quello che viene raccolto in termini di soldi, viene versato o all'Associazione Italiana Leucemia o ad altre associazioni che si occupano di queste malattie, e i veneziani o i trevigiani e anche i friulani stanno cominciando ad arrivare tantissimi, insomma. C'è un'ottima risposta. Noi da anni stiamo sviluppando molto la nostra presenza con la collaborazione con la marca trevigiana, perché la marca trevigiana non ha una fiera, ha delle fiere di paese importanti e anche storiche, però non ha una fiera. Un polo come l'avete voi organizzato, certo. Non sono più gli anni dove ogni provincia fa un polo fieristico, perché tutti i poli fieristici in Italia e in Europa sono in crisi. Noi ci salviamo perché siamo una fiera di nicchia, facciamo eventi di nicchia che sono calati sul territorio, però rappresentano molto anche il territorio della marca trevigiana, quindi abbiamo una collaborazione. C'è un connubio anche di vicinanza, perché c'è un bacino di quasi 900.000 persone qui. Tra l'altro, Oscar, dopo la prossima pausa e prima sentiremo i ragazzi con un altro pezzo musicale, mi piacerebbe proprio entrare con Giuliano su questo concetto della fiera come salone dimostrativo. Io ho avuto anche l'opportunità di essere presente alla fiera che avete fatto, che si chiama Dolomiti Expo, che tra l'altro sono veramente rimasto stupito da quante cose belle e interessanti erano radunate in 2 giorni, oserei dire straordinari. Quindi casomai centriamo... L'Expo delle Dolomiti UNESCO, di cui Giuliano è uno dei protagonisti, si è tenuto per 3 anni consecutivi, sono stati 3 anni di miracoli. Infatti. Perché noi siamo partiti da zero e abbiamo dimostrato che con il volontariato e con un minimo di professionalità che è stata anche retribuita e voglia di fare, siamo riusciti a creare una cosa dove non c'era nessun esempio da guardare, cioè non è che avevamo da guardare è stato fatto così là, qui non era mai stata fatta, cioè un territorio dolomitico, paesaggistico, non era mai stato vincolato dall'UNESCO, hai capito? Certo. E quindi noi abbiamo fatto questa sfida e è andata come è andata e siamo contenti e soddisfatti. Tra l'altro, Giuliano, mi piacerebbe proprio entrare su questa, come dire, massa di energia, possiamo anticiparlo, una massa di energia che ha permesso di far conoscere le Dolomiti nella sua essenza più grande, non sul fatto che sono delle montagne bellissime, lo sapevamo già. Diciamo che si è un po' sdoganato il concetto del fatto che le Dolomiti sono solo piste da sci e sentieri da trekking, perché abbiamo affrontato tematiche di vario tipo, penso solo all'area museale dei musei delle Dolomiti,
che diciamo, rappresentano oltre 60 musei nelle Dolomiti, ma musei di qualsiasi tipo, dai musei etnoantropologici ai musei geologici ai musei delle tradizioni di qualsiasi altro tipo. Ma quest'anno per esempio è esordito una rete che è la rete dell'ospitalità diffusa, che è un nuovo tipo di fare turismo, perché alcuni borghi bellissimi delle Dolomiti possono mettere in rete gli appartamenti bellissimi di questi borghi con un'unica reception fatta magari dal bar o dal ristorante o dal posto più famoso di questi borghi, e riescono a fare turismo. Quindi sono stati lanciati degli spunti in questi anni che secondo me cominciano a dare i loro frutti, i frutti sperati e secondo me anche più ancora delle attese. Per esempio Expo arriverà alla 76esima edizione prima o poi, credo, mi auguro insomma. Allora, ne parliamo fra pochissimo, rientriamo con la musica fra un po' dei Weatherrock e assaggeremo finalmente questo prodotto che identifica il bellunese. Facciamo una piccolissima pausa e poi assaggiamo i casunziei. Ba 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 baran, 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 ba 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 baran. You got me rocking in a rolling, rocking in a really ba baran, ba 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 baran. When you dance, looking for a man, so ba baran, so I thought I'd take a chance, ba baran, ba 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 ba. Come take my hand, ba ba baran. You got me rocking in a rolling, rocking in a really ba baran, ba 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 baran, ba 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 baran, ba 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 baran, oh ba 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 ba. Take my hand, ba ba baran, ba 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 baran. You got me rocking in a rolling, rocking in a really ba baran, ba 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 baran. Try Pegasus, that's Mary Lou, Baba knew she wouldn't do, Baba ran, take my hand, Baba ran. You got me rocking in a rolling, rocking in a really, Baba ran, Baba ran, Baba ran, Baba ran, oh Baba, take my hand, Baba ran. You got me rocking in a rolling, rocking in a really, Baba ran, you got me rocking in a rolling, rocking in a really, Baba ran, Baba ran. You got me rocking in a rolling, rocking in a really, Baba ran, Baba ran. I Weatherrock, grazie ragazzi. Tra l'altro invito uno dei rappresentanti di Weatherrock a prendere una bozza di quelle che stanno davanti al nostro tavolo, di portarla al centro tavola e la possiamo anche aprire, così avremo anche l'opportunità di assaggiare un altro vino. Ma sono pronti? I casunziei, eccoli qua ragazzi. Allora, cosa state combinando? Sì, abbiamo cotto i casunziei con le rape rosse, che sono i classici adesso di Natale, sono provenienti dalla zona di Cortina Ampezzo, del Fodon per diventare di Livinalongo. Rape rosse, il Cuderao, che è proprio la parte più vecchia e riscoperta del consorzio di produttori della vigna dolomitica veneta, in quanto c'erano poche piante in un orto e noi piano piano ce lo stiamo rifacendo, perché quello che si usava una volta al posto della cipolla si usava sto Cuderao, che è una specie di rapa gialla che sa molto di cipolla, insomma, ecco. Classici con le rape rosse, farina, acqua e un ovetto per chilo si mette per sicurezza, rape rosse e patate, un po' di Cuderao, condito con, noi lo chiamiamo spersada in dialetto. Spersada? La spersada! È la puina fumata o ricotta affumicata. La puina, anche da noi si dice puina, sì. Un tinde onto fritto, che sarebbe il burro nocciola, come dicono gli chef, che quando prende il colore nocciola, quindi un po' prima del punto di fumo, si condisce con un po' di burro sopra, i semini di papavero, pochi mi raccomando in quanto afrodisiaci per eccellenza. Come poi ci dirà Maurizio, il gelato alla vaniglia è afrodisiaco, no? Quindi non solo il formaggio e in questo caso... E il primo lo facciamo assaggiare a te. Ho questo onore? Questo onore. Io assaggio in diretta i casunziei. Prima volta che mangio il mio battesimo in piedi.
Poi di casunziei ne abbiamo di 4 tipi, i più conosciuti della provincia di Belluno, che sono i casunziei appunto con le rape rosse, che riconoscono la zona del Fodom e dell'Ampezzano. Spettacolo questo, Grazie. No? Poi sono i casunziei del Comelico, che sono classici o con la cipolla, con patate e cipolla o patate e salumi. Sono i casunziei dell'Agordino, dello Zoldano, che si riconoscono per le patate e la zucca, è più riconosciuta lì, e poi sono noi cadorini che usiamo la dotta. La dotta, che sono le erbe di campo in primavera, e quindi tutti i germogli, a partire dal radicio da Praga, che sarebbe il dente di leone, al sciopettin, così, e si fanno d'estate con la dotta. Invece poi c'è la dotta autunnale, che sarebbe il ciuffo della rapa. Quindi ogni stagione ha un accoppiamento. C'è un accoppiamento. Quelli più famosi sono dati anche un po' dal luogo, sono quelli di Cortina, sono appunto con le rape rosse. Che è più invernale come piatto, sì, ovviamente. È classico natalizio, una volta si faceva, una volta le cose buone si facevano solo nei periodi di festa, non è che la domenica... Non si può tutti i giorni mangiare una delizia del genere. Esatto. E quindi per il Natale questa è una ricetta che tu puoi consigliare. Sbaglio? Assolutamente no. Questi li proponi afrodisiaci anche tu nel tuo ristorante? O... Ma magari si può unire un gusto legato appunto alla tradizione di Cortina e fare un gemellaggio con un formaggio che rappresenta il Piave, che può essere proprio il Piave, esatto. Quindi c'è questa polivalenza del gusto, no? La risultanza è ottima. Assolutamente. Adesso non è che io mento perché sono davanti alla telecamera, in effetti li abbiamo cucinati live, mi affretto anche a mangiarli prima che si raffreddino troppo, che il burro si addenssi. Certo. Luca, sei bravissimo. Ultimo consiglio, giusto per regionalità e per dare una fettina a tutti, ottimi con un po' di prosecco fermo, magari quel coi fondi della volta. Perché il gusto agrodolce... quasi casalingo, diciamo. Esatto, il gusto agrodolce si sposa proprio, lava la bocca dal burro, e prosecco della volta ci sta. Buonissimi, veramente una grande opportunità quest'oggi qui in studio con noi, questa sera. Come dicevamo, domani apre questo salone internazionale, possiamo così definirlo, legato al gelato. Non abbiamo testè il gelato perché con i riflettori sarebbe durato forse 14 secondi, però abbiamo, Maurizio, vedo una macchina antica, credo. Sì. Presumo che... Fausto, anche tu la conosci questa macchina? Diamine. È una macchina che risale ai primi anni del 1900, usata, dicono, in Cecoslovacchia fino agli anni 30. È la tradizionale macchina da gelato. Prima che il von Linde inventasse i frigoriferi, per fare il gelato ci vuole il freddo. E senza frigorifero come facciamo il freddo? Esatto. Domanda come facciamo? Come facciamo il freddo? E allora prendiamo ghiaccio. Una volta si conservava, si andava nei torrenti d'inverno, c'erano i blocchi di ghiaccio o sui nevai in montagna. Cioè la neve, veramente la neve si metteva dei grossi fori nel terreno e si manteneva per tutta l'estate. Lo fanno anche in Sicilia, nelle Madonie. Quindi avevamo a disposizione ghiaccio naturale. Se noi la nostra macchina, eccola. Scusa, di che periodo è questa? Forse me l'hai già detto? 1900, i primi anni del 1900, quindi a 100 e passa anni, ecco. Se questa intercapedine la riempiamo di ghiaccio e sale, ecco, il sale è importante, la genialata di tutto il sistema è il connubio fra ghiaccio e sale. Per la conservazione. Per il raffreddamento. Se noi sciogliamo il ghiaccio in un breve tempo con il sale, abbiamo tutto il freddo a disposizione in un tempo breve, concentrato. Se noi mettiamo 5 parti di ghiaccio e una parte di sale in peso, otteniamo meno 18, meno 20 gradi. Quindi è veramente una genialata. È una genialata, è talmente semplice, però bisognava arrivarci. E quindi una volta riempita la macchina fino all'orlo, si richiudeva, si metteva un sacco di juta, un tessuto attorno in modo che non tracimasse il sale nel nostro gelato. Una sorta di guarnizione, diciamo, naturale. Sì, serviva anche per chiudere un po', no? Poi il nostro, in questo contenitore ci mettiamo il nostro liquido, mentre uno gira la manovella, così, l'altro con una spatola lo stacca dalla parete
perché è sulla parete che è a contatto con il freddo naturalmente, no? Visto che abbiamo il freddo qua attorno. Forse la forza centrifuga con la forza centrifuga sale, la nostra parete è raffreddata, quindi comincia a congelare lungo la parete, con la spatola lo stacchiamo e poi lo ributtiamo su, girando la spatola, e sempre questo procedimento fin tanto che il nostro gelato è diventato una crema filante, bella, perfetta, insomma, in modo che tutta la nostra massa di gelato vada a contatto con la parete, venga mescolata e diventi questa cremosità tipica del gelato, questa pastosità del gelato, ecco. E si può fare qualsiasi gusto di gelato con questa macchina. Hai un modo di raccontare questa cosa che è straordinaria. Te lo dico, lo sai già, te lo dicono tutti, però volevo aggiungermi a questo coro. Volevo aggiungermi al coro dei tuoi fan, sono un tuo fan da oggi. No, ma veramente sembra una cosa banale, però questa bisogna farla, no? E noi andiamo in giro per l'Italia in varie manifestazioni del Festival del Gelato, in Sicilia piuttosto che a Orvieto, piuttosto che a Gugliano, ad Ancona, siamo stati a Firenze in piazza della Signoria, a Cefalù, sì, in Sicilia, e devo dire che riscuotiamo un successo incredibile, perché attorno a noi c'è una marea di gente che vuole vedere come, poi naturalmente poi lo gustano, lo mangiano, visto che lo regaliamo. Questo è il vero gelato artigianale. È più buono degli altri. Viene quasi meglio rispetto a quelle macchine che si usano adesso, viene meglio. Il motivo è semplice. Le macchine normali sono molto veloci, lavorano velocemente, quelle tradizionali, quelle artigianali lavorano velocemente, quindi c'è un aumento di volume per quanto poco, quindi quel 10-15% di aumento di volume, se tu sbatti le uova, le chiare, anche la panna, si monta battendola, mentre qui viene lavorato lentamente e non c'è questo aumento di volume, per cui il sapore che ne esce è 100 anziché 85. È quasi fosse un sapore concentrato rispetto a quello... Sì, non c'è 85 o 90 di sapore e 10% di aria inglobata, è 100% di sapore. Ma Fausto, scusami, allora, caso io volessi produrre un gelato con questa macchina, io verso proprio, diamo degli ingredienti per fare un gelato classico. Latte, uova, zucchero, vaniglia. Ed è afrodisiaco. È quello che è più venduto che in Germania. Quante uova si mettono per fare la percentuale di uova? Allora, per fare la vaniglia prendi 1 litro di latte, 120 grammi di panna, prendi 6 tuorli d'uovo, 300 grammi di zucchero, un quarto di scorza di limone e lo pastorizzi naturalmente tutto l'insieme, lo porti a 80 gradi per 3-4 minuti, lo raffreddi possibilmente a più 5 e poi lo metti in macchina. E con questi ingredienti che tu hai appena dato, quanto gelato esce? E la vaniglia naturalmente. Quanto gelato esce? Le bacche di vaniglia, una bacca di vaniglia. 1,5 litri. Sì. Quindi vuol dire in termini di palline di gelato, scusate le mie domande banali. Palline di gelato, dipende dalla grandezza delle palline, perché c'è palline classiche. 30, allora 1 litro di gelato escono 25-30 palline, dai, diciamo, anche 20 palline. Volevi aggiungere, Fausto, scusi? Sì, volevo dire che con l'evento dell'energia elettrica non è detto che questa macchina sia scomparsa subito, perché l'ingegno italico ha messo una cinghia qua di trasmissione e lo mettevano in un motore elettrico che faceva girare. Il movimento della spatola dell'uomo era sempre quello. A mano. A mano. E quindi girava automaticamente. Una persona invece che 2 per produrre produrre la stessa quantità di gelato. E le prime gelaterie che per farle vedere che erano moderne c'era scritto fuori gelateria elettrica sull'insegna esterna. Pensa, pazzesco. Allora, Fausto e Maurizio, patrimonio dell'umanità! Alla Zanzega, piccola pausa fra pochissimo. Eccoci ancora in diretta con la Zanzega. Allora, siamo entrati un po' nel vivo della produzione artigianale di questo gelato. MIG è proprio, diciamo, l'emblema di questa produzione. Ovviamente le cose sono cambiate rispetto a 100, 120, 130 anni fa, però voglio dire, probabilmente quella passione, no, che ci mettevano, nel qual caso Maurizio tuo papà, credo, è rimasta più o meno la stessa in qualche maniera. Ci vuole sempre la passione per fare un lavoro fatto bene, perché senza passione, senza questo spirito di voler fare sempre meglio, non vai avanti, ecco. Soprattutto se è un lavoro artigianale. È un lavoro artigianale. C'è il problema di perché la mostra del gelato a Longarone. Perché la mostra del gelato a Longarone? Perché la Val di Zoldo arriva a Longarone,
il Cadore arriva a Longarone e la Valcellina in provincia di Pordenone arriva a Longarone, quindi Longarone era il crocevia, era il paese più grosso in fondo alla valle, arrivava il treno, c'era la strada napoleonica. Quindi era quasi un passaggio obbligato per... No, diciamo che era la città, il comune più grosso, e lì praticamente c'era l'esigenza da parte di tutte queste centinaia e centinaia di famiglie che andavano durante l'inizio dell'anno 7, 8, 9 mesi in Austria o in Germania e poi insomma in tanti altri paesi. Tipo la stagione, no? Quando rientravano loro avevano 2 o 3 mesi di tempo per poter andare a vedere qualche macchinario nuovo, qualche attrezzatura nuova, e quindi c'era l'esigenza invece che loro diventare matti, andare in Emilia Romagna, andare in Lombardia, che si sta parlando degli anni subito dopo la guerra, non è che erano questi grandi mezzi di comunicazione, non c'erano i telefonini, non c'era le mail, non è che potevi mandare fotografie, e quindi hanno cominciato in un capannone a portare questi prodotti a Italia, tipo la Carpigiani, che è quella più importante, e via via. E quindi loro in questa settimana avevano l'opportunità di non andare lontano, di non perdere tempo anche. Di non perdere tempo, e via via così è nata, e poi sono nati negli anni, soprattutto in questi ultimi 7-8 anni, un impegno in modo particolare portato avanti da Fausto Bortolot quando è diventato presidente di tutte le associazioni europee del gelato artigianale, quello di poter avere un riconoscimento che differenziava il gelato artigianale da quello industriale. Perché la passione che diceva Maurizio, che è una passione rappresentata da diverse generazioni in molti casi, diceva prima Fausto, si parla addirittura della fine del 1800, aveva la necessità di non essere mescolata con il gelato industriale, con quelli che ti presentano un gelato che non ha niente a che vedere col gelato artigianale. Era un prodotto diverso e bisognava quindi c'è stata una battaglia dove la Fiera di Longarone è stata tra le principali sostenitori di questa battaglia, dove per 3 anni siamo andati a Strasburgo, il Parlamento europeo, e per 3 anni abbiamo fatto assaggiare, penso, quintali di gelato agli europarlamentari, ma dovevamo raggiungere un'impresa che era quella di far firmare alla maggioranza più 1 del Parlamento europeo una richiesta di portare al voto in aula una risoluzione che tutelasse il gelato artigianale, lo distinguesse da quello industriale e che potesse essere riconosciuto attraverso una giornata dedicata al gelato artigianale. E da qui questo è avvenuto al terzo tentativo, perché il primo tentativo abbiamo raggiunto 8 firme, il secondo 70-80, poi le avete il terzo di siamo arrivati a 389. E tu capisci che è il primo settore dell'alimentazione dove il Parlamento europeo ha avuto questo riconoscimento, quindi ogni anno, a partire dal 24 marzo 2013, ogni anno noi avremo la possibilità di ricordare in tutta Europa che è dedicato al gelato artigianale, e la Fiera di Longarone di questo risultato ne è ben soddisfatta, perché questa qua è la testimonianza di migliaia di famiglie, inizialmente solo zoldane o cadorine, e poi anche trevigiane. Negli ultimi decenni sono aumentati moltissimo anche i trevigiani, e quindi oggi c'è questa grande soddisfazione che dove tu vai fuori trovi una gelateria artigianale, tu sai che assaggi un gelato che al 90% è fatto ancora in maniera utilizzando la fornitura di frutta, frutta normale o frutta secca locale, o prodotti comunque locali. E le gelaterie del territorio che ricordava prima Fausto Bortolot è un ulteriore contributo che la Fiera di Longarone sta dando al settore attraverso proprio questo progetto, che verrà completato con la strada dei gelatieri, che si collegherà con la strada del Prosecco. Ho capito. E qua io devo ringraziare la Banca Prealpi, sperando che confermi fino alla fine anche mi ha dato sostenuto su questo progetto, che dovrebbe sostenerci. Ce l'auguriamo, sostenete le iniziative, ci stanno ascoltando, la strada del gelato. C'è molta attenzione, perché vuol dire
non vuol dire avere chissà quali contributi, serve solo per fare il progetto, per poter attingere. Ne avete bisogno per creare questo progetto di grande visibilità. Vorrebbe dire collegarsi con quelli che fanno 2 o 3, 4 giorni di vacanze nelle colline trevigiane ad assaggiare il Prosecco o il Cartizze o altri vini, avere anche questa nuova opportunità e dire perché non facciamo anche 1 giorno, 2 giorni anche a fare la strada del gelato e assaggiamo il gelato. Ed è una delle cose di cui il nostro territorio, di fronte anche a questa crisi occupazionale che abbiamo, ne ha bisogno. Bene, allora prima... Sì, no, Giuliano, scusami. No, un'informazione in più oltre a quello che ha detto Oscar, che questa passione, questa fiera non si fermò nemmeno nell'anno del Vajont, perché quest'anno ricordiamo che infatti quest'anno ricorre il 50° del Vajont, venne spostata a Pieve di Cadore per un periodo, poi tornò nella sua sede naturale di Longarone, indubbiamente. Però era talmente forte questo attaccamento, talmente importante questo evento, questa mostra, che continuò anche in un momento non felice per il paese di Longarone. E noi Longarone vogliamo viverlo in questi tempi moderni, intanto per questa presenza non solo della mostra legata al gelato artigianale, ma di tutte le fiere che Longarone anima durante il corso dell'anno. Vogliamo pensare Longarone quindi come un nuovo viatico di espansione del talento, della creatività e della ricchezza della terra bellunese e veneta più in generale, e non solo. E quindi vogliamo il nostro ricordo nei confronti di quella grande tragedia di cui ricordiamo i 50 anni sia un ricordo proiettato verso il futuro, e quindi ricordiamo Longarone, il suo lavoro, il suo gelato in questo caso, lo facciamo anche con un tocco di musica. I Weather Rock con noi alla Zanzega. And there's a rose in the feast of love, and the eagle flies with the dove, and if you can be with the one you love, honey, love the one you win, love the one you win, love the one you win. And confused, and you don't remember who you're talking to. Concentration, slip away, 'cause your baby is far away. And there's a rose, the feasted love, and the eagle flies with the dove. And if you can be with the one you love, honey, love the way you win, love the way you win, love the way you win. Don't be angry, don't be sad, don't she cry over the times you had. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose, a feast of love, and the eagle flies with the dove. And if you can be with the one you love, honey, love the way you win, and love the way you win, and love the way you win. Ready to join. She's a girl and you're a boy. So get it together to make it nice. You ain't gonna need any more advice. And there's a rose, the feast of love, and the eagle flies.
I Weather Rock, grandi ragazzi. Avete bevuto un po' di vino del Campo di Pietra? Sì, abbiamo bevuto il novello e in effetti la voce esce molto molto bene. Penso se potete stare qua ancora 4 ore con 4 bottiglie. Passiamo anche al repertorio. La Zanzega non solo la TV ingrassa ma anche ubriaca. Ragazzi, io vi ringrazio della vostra partecipazione. Se qualcuno volesse approfondire i Weather Rock, come può fare? www.weatherrock.it. Allora scrivete semplicemente a zanzega@antena3.it e vi daremo le informazioni. Grazie, siete stati con noi. Spero torniate a trovarci a fare un po' di festa a questa Zanzega. Ben volentieri. Grazie ai Weather Rock, noi facciamo una piccolissima pausa, a fra poco la festa continua. La Zanzega, la TV che ingrassa e da oggi sbronza. Sapete, mi dicevano, caro Lele, quando andrai in televisione sembrerai più grasso. Non lo sembro e basta, lo sono diventato. No, a dirla tutta, è vero che ogni puntata abbiamo questa grande opportunità di assaggiare prodotti che arrivano da zone interessanti non solo dal punto di vista storico, culturale e turistico, ma anche ovviamente enogastronomico. Tutto questo da tanti anni, relativamente tanti, il buon Giuliano Vantaggi cerca di portarlo in giro per il mondo in qualche maniera. Come fai e che fatica fai? Se di fatica si parla, Ma allora, fatica no. Diciamo che il lavoro è molto bello perché promuovi un territorio tramite i prodotti tipici, ma non solo, cioè, le Dolomiti sono tante cose, non solo il prodotto tipico delle Dolomiti, sono diventate patrimonio dell'umanità per 2 motivi, geologia e paesaggio, cioè sono la storia della terra e sono uno dei paesaggi più incredibili che l'uomo può vedere all'interno dei patrimoni dell'umanità. Quindi l'UNESCO, che è l'ente internazionale che certifica il bello, ha certificato che noi siamo effettivamente belli dal punto di vista del patrimonio dell'umanità. E quindi poi il Veneto comunque in generale è abbastanza al vertice delle classifiche di queste bellezze. Il Veneto è ottimamente rappresentato perché ha Venezia, che chiaramente è l'attrattore turistico per eccellenza nel mondo, è la città più desiderata, è in testa alle classifiche di tutti i portali, le OTA, che sono le online travel agencies, dicono che Venezia è la città più desiderata nel mondo. Poi non è quella più visitata perché chiaramente c'è un problema anche di spazio, però a seguire Venezia noi abbiamo Verona con l'Arena di Verona, abbiamo l'Orto Botanico di Padova, abbiamo le Ville Palladiane, abbiamo le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. Il Veneto è ottimamente rappresentato in questo club di prodotto di... Abbiamo la fiera di Longarone. Secondo me ci saranno delle sorprese nel futuro, Giuliano. Ci saranno delle sorprese, assolutamente. Di cui forse brinderemo tutti insieme. Esatto. Noi nati, cresciuti in Veneto. A me viene da pensare spesso che, dicevo prima, non era in senso sarcastico, ironico, che ci sono delle persone, e il buon Oscar ce l'ha introdotte così all'inizio, che sono patrimonio nei patrimoni, cioè questi patrimoni universali, mondiali, queste cose uniche in tutto il mondo, sono rappresentate dalle persone che sono in grado di portarle alla massima potenza in giro per il mondo. Io adesso chiedo a Fausto e Maurizio, voi avete avuto modo appunto di interfacciarvi con parti e genti da altre parti del mondo, e la vostra sensazione qual è stata ogni volta in cui avete portato questi prodotti in giro per il mondo, non solo per lavoro ma per trasmettere una passione? Allora, io provengo da una famiglia di gelatieri, avevo il nonno a Vienna nel fine del 1800, sempre nel campo del gelato. Io andai in Germania nel 1955, non parlavo una parola di tedesco, ero un ragazzino che aveva poco più di 15-16 anni, e la Germania mi ha insegnato l'ordine, la disciplina e il rispetto delle regole, che qualche volta vedo che mancano qua in Italia. Il mestiere che io vorrei esprimere anche un pensiero di gratitudine ai nostri antenati, direi così,
perché io provengo da un paese a 1500 metri d'altezza dove, che bello però, mi viene a dire a me che... dove ci sono solo patate, se stai lì a mangiare non c'è altro perché la terra dà solo quelle. Persino di gratitudine ai nostri anziani che ci hanno insegnato un mestiere che dà tante soddisfazioni e ci ha permesso di vivere degnamente sui nostri monti, ripeto, degnamente sui nostri monti. Nonostante mancassero tante risorse, avete trovato una via per siamo vivere... rimasti là, in queste Dolomiti, in queste montagne decantate anche stasera, che tutto il mondo ci invidia. Come invidia quello che avete fatto voi tutti questi anni anche. Allora, prima di rientrare con Maurizio e poi con Sebastiano, perché voglio chiedere la cosa al contrario, poi casomai può unirsi anche Luca in questo, ovvero invece gli stranieri che voi trovate, che vengono qua da noi, come li trovate, come si interfacciano con i nostri prodotti, con le nostre bellezze. Però prima lanciamo un servizio del nostro buon Ivo Gallo, perché settimana scorsa abbiamo parlato di un prodotto autoctono veneto, che è il riso Carnaroli, che si produce praticamente a 2 metri dalla spiaggia di Caorle, che è il riso della Fagiana, e c'è una lunga tradizione molto veneta, me la ricorda molto bene mio nonno questa, che è il riso fatto con i tocchi, cioè quindi con i pezzi di pollo, di faraona, con il pollame, era risi e tocchi, un piatto unico, molto, molto nutriente e ovviamente un piatto povero. Allora, so che Ivo ha girato per la piazza, credo, di Conegliano questa sera, chiedendo alla gente se conosce i risi e tocchi. Allora, il canto de gallo con Ivo Gallo, vai! Ciao a tutti da Ivo Gallo, ciao Lele, un saluto anche a tutti i tuoi ospiti. Voi sicuramente starete mangiando e bevendo come sempre, io invece andrò alla ricerca del significato delle parole facendomi aiutare dalla gente per strada. Andiamo! I risi e tocchi, sapete cosa sono? No, sarà risi con qualcosa che assomiglia ai disi? Risi. Sono risi e patate. Non mi piace il riso. Ah, niente riso. Con i funghi? Funghi? Con le erbe, melanzane. Con le erbe? Ah, melanzane. Melanzane, gamberetti. Gamberetti. Però tocchi. Tocchi pezzi. Ma di cosa? Sarà di pollo, di carne. Tocchi di budella, tocchi di fegatini, tocchi di cuore, okay, tocchi di tutto... frattaglie, tocchi. Ma è un piatto tipico veneto. Mai mangiati? Sì, buoni? I risi e tocchi no, perché non mi piacciono i fagioli, anche se sono veneto, funghi e minestroni vari non mangio poco, solo da piccolino come nonna quando mi faceva le passate e giustamente senza scorza. Passata senza scorza? Il resto verdure mangio tutto. La scorza va bene però. Dicono di sì, esatto, sì, però no, minestroni, verdura ne mangio tanta, ma passate come una volta no. Ormai sono passate. La minestra del Doge. Ah, il minestra del Doge. È più piaciuta al Doge di Venezia il minestra del risi. E bisi. Ah, non lo sapevo. Il nostro dialetto ha tante sorprese, bisogna dire la verità. Guarda, ha parlato con me che proprio di Veneto non c'è neanche scarpe. Non sono di qua, mi spiace. Come si dice in ucraino? Res con scorcuio. Da noi qua c'è radici a fagioli. Buoni. E poi? Non so, il musetto. Il musetto col gran. Bravo! Io so cucinare. Io no. Posso imitare? Volentieri. Perfetto, ok. Risi e tocchi. Risi e tocchi, cucino io. Ok. Caro Lele, anche oggi è arrivato il mio momento preferito, il momento brindisone. Siamo a Conegliano al caffè al teatro. Entriamo. Permesso, buonasera, salve Ivo Gallo. E questo allora è l'aperitivo, ma che aperitivo si beve qui? Noi consigliamo lo spritz teatro, è uno spritz leggero con una base di sciroppo di sambuco, del lime spremuto, foglioline di menta, ghiaccio pieno di bicchiere, con acqua frizzante e del prosecco. Perfetto, e mentre il nostro amico ci finisce lo spritz teatro, noi ti salutiamo caro Lele e facciamo un bel cin cin! Il buon Ivo Gallo che ogni settimana decide di sbronzarsi non in studio ma in esterna, quindi alla fine i fattori sono diversi ma il risultato è assolutamente identico. La Zanzega, la TV che ingrassa e ti sbronza
Allora, so che Luca ha buttato su ancora un po' di... 2 agnolotti bellunesi con patate e pastin. Ah signor, questa sera mi sa che facciamo un cappotto. Devo dire grazie a Sebastiano, per questa è una ricetta sua, che ha iniziato lui a proporre nel suo locale di Belluno. La nicchia. E che io porto avanti con un sacco di successo, perché proprio i bellunesi legati al chilometro zero. Poi devo dire che noi come consorzio di produttori di Casunziei e io in prima persona ho iniziato nel 2006 con 4 ettari, adesso ne ho ben 12 ettari di frumento delle Dolomiti. Produciamo a Vigo di Cadore e bellissimo posto, sì, è vero, e poi c'è una piana incredibile a Laggio fantastico, e una chiesa a Vigo incredibile. Più di una chiesa. Sai che è quella più antica della provincia di Belluno, vero? Sì. Quest'anno abbiamo trebbiato 80 quintali di frumento delle Dolomiti, che è un miscuglio di 5 sementi, e riusciamo a produrre 70 quintali di farina, tot ravioli, anche con la farina a chilometri zero, anche grazie a Sebastiano. Poi lo dici con un sorriso che è un piacere farlo queste cose. Gode. Sebastiano, dicevamo appunto, voi vi conoscete bene, peraltro l'abbiamo capito, ma allora io ti chiedevo, tu vivi in una città meravigliosa, lavori in una città meravigliosa, perché io ogni qualvolta vengo a Belluno vengo rapito, sia che sia primavera, estate, inverno, ogni stagione quella città ha qualcosa di più di tante altre, al di là che tutte le città venete sono belle, però Belluno che è proprio, si affaccia a questa terrazza naturale sul Piave, il centro storico è incredibile, tu lavori proprio nel cuore di questa città e credo tu abbia molte volte l'opportunità di interfacciarti con la forma di turismo che gravita intorno a Belluno. E quali sono le sensazioni secondo te in questo momento storico legate alla cucina che tu fai comunque alla tua città? Ma diciamo che c'è una ricerca vera e propria, anche un pochino non verbale, nel senso che la persona fisicamente non te lo chiede, però coi gesti e con quello che dici te lo fa capire, legato appunto al gusto delle tradizioni, no? Quindi gusto dei luoghi specifici, identificare un luogo per il suo gusto, ti faccio un esempio, la patata di Cesio, il pastin che appartiene proprio a Belluno. Che citavamo prima, no? Esatto, questi studi che io sto portando avanti è nel mantenere un asse nella tradizione, come si diceva prima, e l'innovazione secondo me rappresenta da prendere più gusti di città o paesi diversi per unirlo a un prodotto, facendo sì tu all'interno di quel prodotto è come se facessi conoscere alla persona i gusti d'appartenenza dei vari paesi. Che anche è una metafora di qualcos'altro, nel senso che l'unione di culture in qualche maniera è forse l'unica arma vincente per il quindi io nostro col turista riesco a farle percepire e assaggiare più posti nonostante è in pieno centro storico. Questa è un po' la finalità della... Lui ha anche un'altra particolare nicchia, l'orto. Lo so perché l'ho visto. Terrazze. Sì. Il centro storico a Belluno. Centro storico, terrazzando sul Piave il fabbricato a sud, esatto. Con vista sul Piave crescono il radicchio, l'insalata. Ho visto la visione che si ha da quel luogo, è meravigliosa, proprio si vede le grave del fiume. È una scelta, no? Cioè la ristorazione in questo caso parte dalle 7 di mattina, ti fai 7-10 nell'orto, quindi a stare dietro a tutte le tue erbe, per dopo andare all'interno del ristorante, trasportare e garantire al cliente non il chilometro zero ma il metro zero. Esatto. Grandissimo Sebastiano, poi indicheremo ai nostri ascoltatori chi ci sta guardando, insomma, dove veramente tu hai creato questo piccolo regno del chilometro a metro zero. Facciamo una brevissima pausa e poi con Oscar mangiamo il formaggio della Soligo, ti va? A fra poco! Se ne rimane. Eccoci alla Zanzega, i nostri cari giovanotti, oltre ad avere una visione di Belluno molto all'avanguardia, però ci fanno questo dono, no? Di servirci questo piatto eccezionale. Giuliano, a me proprio questo interessa, no? Quando noi parliamo di tante cose, il fatto che si possa rimanere a vivere davvero in Veneto, come hanno fatto i nostri ragazzi, che hanno mantenuto alto il nome del Veneto. Tanti invece che hanno pochi anni meno di noi se ne stanno andando e ho paura che se ne vadano anche tutte queste cose qua. Sì, si assiste un po' a una fuga, quella che è chiamata la fuga dei talenti, sono ragazzi di 25-30 anni
che stanno via dall'Italia, alcuni volontariamente per un anno per fare una prova, un test, un'esperienza, altri però invece cominciano a dire io in Italia non torno più, e questo ci farà perdere le tradizioni, ci farà perdere quello che è il vero valore di questo splendido Veneto. Un valore che tra l'altro con te Daniele abbiamo visto già nel corso di questi mesi, stiamo un po' riscoprendo anche nel fiume Piave, questo fiume che è un fiume di cultura, un fiume di tradizioni, un fiume che acquisisce contenuti man mano che scorre, acquisisce contenuti perché era il fiume della Serenissima, era il fiume che permetteva a Venezia di approvvigionarsi di talenti, di maestranze, di artigiani fenomenali, perché ai tempi quelli che andarono a Venezia erano artigiani fenomenali, poi diventarono fenomeni sul serio tipo Tiziano o Cima da Conegliano o altri pittori di quel tempo. Io sono un po' meno pessimista di Giuliano. Guarda, ti dico che comunque io e Giuliano, che abbiamo più o meno la stessa età, delle volte ci viene tolto l'ottimismo. No, ma lui ha ragione nel ricordare questo, però noi come bellunesi nel mondo abbiamo da 3 anni messo in piedi il progetto bellunoradici.net. Abbiamo già 572 ragazzi o ragazze sotto i 45 anni che si sono iscritti e che sono in tutto il mondo. Però bisogna fare una piccola riflessione. Noi viviamo nel più bel posto del mondo. Lo sappiamo, non è che... Ma noi viviamo nel più bel posto del mondo per starci 365 giorni all'anno. Tu puoi trovare dei posti anche migliori per una settimana, per 2 settimane, per 3. Diciamo. E questi ragazzi che dicono queste cose lo dicono perché sono delusi dalla politica, sono delusi dalle non risposte che purtroppo da decenni non arrivano in maniera adeguata. Una mancanza di idee per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda la montagna bellunese, che non è trattata alla stessa maniera della montagna friulana o della montagna altoatesina. Quindi nel momento in cui ci dovesse essere un segnale diverso che va a riempire questa lacuna, questi ragazzi tornano, perché comunque anche se dicono questo, dentro di loro hanno voglia di venire qua, perché è bello stare là, è bello stare a New York, è bello stare in Patagonia, è bello stare nelle isole tropicali, è bello stare in Brasile, ogni posto in Canada, è bello, però per starci 365 giorni dell'anno il Veneto è uno dei più bei posti del mondo. E le Dolomiti, insieme al Piave, le Dolomiti, ricordati, Fiera di Longarone, è la fiera delle Dolomiti e del Piave. Longarone, Lineta, Longarone. Ma la prossima volta non mi fanno più presidente, però se noi non prendiamo il discorso di rafforzare l'immagine che è la fiera delle Dolomiti e del Piave, perché non ce n'è nessuna altra su tutta l'asta. Certo. Non lo può fare Trento, non lo può fare Bolzano, non l'hanno fatto, non lo può fare Pordenone, Udine, né Treviso né Venezia. Forse San Donà di Piave può fare qualcosa. Ma noi collaboriamo anche con San Donà se serve. Allora, le cose che stanno dicendo i nostri baldi giovani, Oscar e Giuliano, sono importanti per far capire come non dobbiamo sottovalutare l'energia che ha questa regione. È chiaro che in un contesto storico come quello che stiamo vivendo, molte volte un 23enne che si fa un anno di approfondimento linguistico all'estero vede che entra più facilmente nel mondo del lavoro, vede che c'è un sistema sociale molto più agguerrito, vede che un affitto agevolato, che riesce a divertirsi, a conoscere un sacco di gente, è chiaro che dice ma io perché devo tornare, non so, nella pianura veneta nel mio caso, alla ricerca di cosa? Me ne sto qua, poi magari un giorno rientro. Quello che dobbiamo fare noi, come sta facendo per esempio Luca, come fa Sebastiano, come questi ex giovani, nel senso che sono non più ragazzini di 18 anni ma ne hanno oltre 20, riescono in qualche maniera ad amare talmente le cose che fanno da a tutti i costi cercare di portarle avanti e di fare innamorare la gente che poi ci bazzica intorno, che frequentiamo eccetera. Dimmi Luca, scusami, non volevo... No, bellissimo tutto, giustamente
io non voglio entrare in merito delle persone insomma, che decidono di non svegliarsi tutte le mattine e vedersi l'alba del Pelmo, e vi assicuro che se tu lo vedi una volta, poi stai una settimana a New York, bellissimo, una settimana. Io non voglio entrare in merito di questo, ma posso dirti sicuramente che io ho la fortuna di vivere a Borca di Cadore, ho un pastificio che è il più alto d'Italia, ho problemi grandissimi di trasporti, di corrente, riscaldamento, quindi non stiamo qua a entrare in quelle cose là. Però c'ho tutto il mondo, tanto quanto a New York, San Pietroburgo, Tokyo, perché purtroppo chi viene in Valboita e Cortina sempre di più è quella gente lì, perché se lo può permettere. I nostri veneti anche, per la verità, perché Padova, Treviso, Venezia, senza quelli le Dolomiti non starebbero neanche in piedi, sono proprio le fondamenta, proprio di verità, a differenza di chi decide di vivere il mondo 365 giorni, io lo vivo a Borca di Cadore, perché ho tutti i giorni, guarda, la settimana scorsa 4 siriani, innamorati dei Dolomiti, sono fatti il giro, mi sono arrivati in pastificio perché cercavano, anche per sbaglio, io gli ho fatto vedere un po' di artigianalità veneta, innamorati. Sono innamorato. Tu quanti anni hai, Luca, scusami? Io 37. 37, ti facciamo un po' più giovane. Bravo. Apri la bottiglia. Però sai che tu hai 37, io ne ho 39, Giovanni ha 40, quel che è, non so quanti ne hai tu? 43. Siamo considerati ancora giovanissimi, nonostante ormai gli acciacchi sono quelli dei quarantenni quasi. Esatto. Però ecco, noi siamo in quella fascia mediana che non è rimasta né di qua né di là, a differenza invece di Fausto e Maurizio, che hanno avuto anche l'opportunità, in tempi forse peggiori, quasi peggiori, perché voi avete affrontato il vostro divenire professionale in un tempo non facile, però avete avuto l'opportunità forse di crescere enormemente, cosa che noi non abbiamo avuto, credo, no? Guarda, io penso che i giovani al giorno d'oggi e sempre dovrebbero fare un'esperienza all'estero, perché è altamente educativa, devi venire a confronto e a contatto con altre realtà, devi uscire, devi vedere. Io devo dire, in Germania mi sono trovato, per tutti gli anni con cui sono stato in Germania, andando avanti e indietro, stagionale, quello che vuoi, però mi sono trovato veramente bene. Ho visto una realtà diversa, che poi confrontata quando sono ritornato in Italia ho detto porca miseria, qui c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona, perché allora uno che vive in Italia normalmente non si rende conto della difficoltà burocratica di tutte le cose. Pensa che sia così ovunque, no? Pensa che sia così, invece è l'eccezione quella. Se vivi in Germania, siamo in testa alla classifica, è tutta un'altra cosa. Che non dico io. Non c'è le marche da bollo, le carte da... Tutta la confusione che poi ci priva anche di lavorare in maniera... E poi è un costo sociale anche quello. È differente, certo. No? Paolo, tu la vedi su questa ottica? Cioè anche tu hai avuto queste esperienze? Sicuramente anch'io ho avuto questa esperienza qua, perché noi purtroppo abbiamo la possibilità del confronto quando rientriamo, esatto. Che chi è sempre stato in Italia la possibilità del confronto non ce l'ha, crede che per tutto sia così, ma non è così, insomma. Viene normale dire, però fin l'altro giovedì ero, non so, a Monaco di Baviera e dovevo fare questa vertenza per il mio... torno magari... Un paragone della burocrazia, l'apertura di una gelateria in Italia. Quanto ci metti? 6-7 mesi, chi investe dei soldi magari... 6-7 mesi che non può. In Germania un quarto d'ora va in comune, gli rilasciano una licenza provvisoria valevole per 3 mesi, tutte le pratiche le fanno d'ufficio. Io non vedo perché che non ci sia, i nostri vecchi dicevano se non sai fare impara da chi fa meglio, insomma. E qua invece non si vuole imparare di fa meglio. Sembra che la Germania sia... È per quello che dico che bisognerebbe che tutti i giovani andassero un po' a fare esperienza all'estero e poi riportare l'esperienza da noi e sperare che abbiano la forza di modificare qualcosa. Anche chi sta al vertice dovrebbe forse farsi un'esperienza all'estero. Sì, andassero a vendere gelato anche loro qualche volta dietro il banco. Magari con 800 euro al mese in tasca, no? Adesso non volevo fare demagogia, però... Io speravo che l'Unione Europea portasse gli italiani diventassero come i tedeschi,
dico l'Unione Europea, speravo troppo. Invece sono i tedeschi come noi. No, davvero, te le fanno non sono più i tedeschi degli anni 60 adesso. I tedeschi del giorno del 2010 somigliano sempre di più a noi. Allora io adesso direi di fare una piccola pausetta giusto per darmi il tempo di finire questo piatto incredibile cotto e cucinato da Luca poc'anzi. Torniamo fra poco e chiudiamo questa nostra Zanzega, che è un programma che innanzitutto è una festa. Non vi ho neanche chiesto come si chiama la Zanzega dalle vostre parti, ma ci torniamo in chiusura di trasmissione. A fra poco, rimanete con noi, sì! Eccoci qua. Stavo discutendo mentre io anche mangiavo e bevevo il vino delle cantine Vivo di Campo di Pietra, che sono vini tra cui Raboso eccezionali. Mi facevano notare in regia come mi piace anche stare a tavola con i miei amici questa sera. Sì, mi piace molto, lo dico a Tony in regia e a tutti i ragazzi tecnici. Sì, voi mi piacete molto. Allora, stavamo dicendo questa cosa interessante perché in effetti questa esperienza legata al mondo estero eccetera potrebbe portare delle energie nuove in questo paese. Fatto sta che è in corso da proprio domani una delle manifestazioni che in teoria dovrebbe portare luce alla nostra italianità. Oscar De Mona. Sì, la 54esima edizione della mostra internazionale del gelato artigianale è un appuntamento importantissimo, è il maggiore di tutta la stagione fieristica che si tiene a Longarone Dolomiti. Dopo Arelamo segue la MIG e sono le due che praticamente e poi c'è la Dolomiti Expo che io ho sono visto. Le più conosciute, ma però queste hanno 50 anni di storia e qui abbiamo di tutto, abbiamo decine di paesi europei, abbiamo oltre 220 marchi aziendali che sono presenti, ma il bello è della diversità rispetto ad altre fiere, c'è quella di Rimini, quella è Rimini. Sempre legata al gelato? Sì, scusami. è più importante, è più grande della nostra, però loro non distinguono tra gelato artigianale e gelato industriale. In tutti i sensi, e poi hanno i settori della panificazione, della pasticceria, ma specifica solo del gelato artigianale è la nostra. Anche se c'è una concorrenza internazionale, perché a Stoccarda chiunque può in venire Germania, a visitare la fiera. Sì, basta che paghi il biglietto. E trova quindi, oltre che un'accoglienza, trova gelato da mangiare. Adesso, a parte gli scherzi, la domenica è dedicata maggiormente alle famiglie. Lunedì, martedì e mercoledì è dedicata agli operatori, quelli che hanno voglia di rinnovare la loro bottega, di investire. Dopo non è che c'è un distinguo che se tu arrivi di lunedì non puoi entrare. Però domani un saltino sarebbe da farlo. Ecco, il bello che c'è in questa fiera, e lo vediamo anche ad Arelamo, è che qui abbiamo decine e decine di aziende che preparano delle gelaterie tipo, ovviamente con il loro modo di arredare, con il loro gusto, con le loro proposte, con il loro stile, e tu vai là e ti siedi e fai finta di essere, grosso modo, di avere uno spaccato di una parte della tua gelateria. Poi abbiamo 3 o 4 marchi grandissimi che hanno quasi un terzo di padiglione ciascuno, dove a un certo momento hai tutti gli articoli che loro producono, e quindi è una roba veramente... e poi si ritrova ancora la famiglia se non del nonno, del genitore, del papà di Fausto o di Maurizio, no? Che quando tu vai là tu vedi proprio i nuclei familiari che si siedono attorno al tavolo, dove cominciano a fare una contrattazione, a chiedere preventivi, chiedere informazioni. Poi ci sono gli assaggi, tu devi pensare che il mercoledì, che è l'ultima giornata, già alle 13-14 del pomeriggio ci sono almeno alcune decine di persone che arrivano attrezzati con le borse frigo per portarsi a casa il gelato, perché poi tutti coloro che hanno le vetrine devono in qualche maniera liberarsi, tra virgolette, del gelato. Quindi piuttosto che vada gettato, meglio che vada viene dato a casa di riposo. Quanto vale il gelato in termini economici come export? Ma si parlava di $500 milioni complessivamente. Si parlava che superava l'indotto dell'occhialeria ai tempi
Quindi non una piccolissima fetta dell'economia. Soprattutto in provincia di Belluno. Si parla di 35.000 gelaterie in Italia. La parte nord della provincia di Treviso, anche gli ultimi dopo la guerra, insomma, San Pietro di Feletto, Refrontolo, ci sono tantissimi gelatieri che operano in Germania. Vittorio Veneto, San Vendemiano. Quindi anche l'Alta Marca oltre che il bellunese. Tra l'altro, mentre parlo, invito Tony in regia a mandare questo servizio perché mi diceva Lorenzo Bruniera, che è il presidente delle latterie Soligo, che sono nostro main partner di quella trasmissione, che proprio saranno presenti alla fiera di Longarone e producono questo latte senza lattosio. Quindi il senso della faccenda è che anche chi purtroppo è intollerante al latte tradizionale e ai derivati può usufruire del latte e quindi anche del gelato che con esso viene prodotto. Quindi ovviamente la ricerca legata anche al mondo caseario va avanti, si sposa anche poi chiaramente a tutti i prodotti derivati, quindi in buona parte anche il gelato, quindi lo dico perché chi sarà ospite proprio domani soprattutto, che è una giornata dedicata alle famiglie più che altro alle fiere di Longarone, ci sarà anche il nostro partner Soligo con questo latte senza lattosio. Perché quest'anno poi il gusto è fior di latte, che è la prima volta che viene scelto e quindi vuol dire coinvolgere tutte le latterie che ci sono in Italia e tutto quello che c'è dietro. E questa è un'ottima cosa, Allora io prima di arrivare proprio ai saluti finali volevo lanciare l'ultima pillola a Giuliano Vantaggi, perché io ho visto appunto, fai parte di questa squadra di 30-40 anni che tra virgolette ci fanno un mazzo tanto tutto l'anno, volentieri ovviamente e con tanta passione, non è che le cose vengono fatte malvolontariamente, anzi ci mancherebbe, io magari sono quello che fa le cose un po' più ludiche, più divertenti, però alla fine facciamo parte tutti di un tessuto veneto, che sia bellunese, trevigiano, trentino, friulano o appunto veneziano, siamo accomunati da intanto il rispetto che abbiamo per queste persone che hanno portato in alto il nome del nostro essere italiani, non solo veneti ma italiani. E quindi il fatto che ci siano queste realtà economiche, produttive e quelle bellezze che tu hai detto dovrebbe essere un monito anche per i nostri conterranei a visitare Belluno, la Val Belluna, le Dolomiti. In due parole, perché visitare Belluno e la sua provincia, Giuliano? Allora, secondo me, a parte, riprendo un attimo il tuo discorso, per noi ragazzi che abbiamo 40 anni è un bene avere persone così che ci insegnano il cammino, perché questo poi ci serve per capire dove vogliamo andare. Ma ritornando al discorso che mi hai chiesto, perché dovrebbero vedere Belluno, perché dovrebbero vedere la Val Belluna? Allora, io sono convinto da molto tempo che secondo me il Veneto, indipendentemente dalle statistiche che ti dicono che siamo la regione più visitata d'Italia, che è vero, però abbiamo anche delle caratteristiche come Venezia e Verona che la fanno da padrone. Io invece sono convinto che oltre a Venezia e Verona ci sia un Veneto che è strepitoso, che è incredibile e che nella nostra parte, nella parte della provincia di Belluno, ha due centri di attrazione incredibili, che sono le Dolomiti e il fiume Piave. Perché ricordiamoci che anche il fiume Piave è uno dei 3 fiumi sacri alla patria nel mondo e l'unico fiume sacro alla patria per motivi non religiosi. Gli altri 2 fiumi identificano 2 religioni, il fiume Piave identifica l'Italia, perché l'Italia si è sempre rispecchiata in questo fiume, vuoi per motivi bellici, perché sono collegati alla guerra del 15-18, ma non sono solo i motivi bellici che hanno reso famoso questo fiume. Già Carducci lo descriveva nell'Ode al Cadore e parlava di Pierfortunato Calvi che difese il Cadore, difese questo fiume bellissimo. Quella incredibile, tra esatto. Nel 1848, ma altri... Sardini la chiamava la Piava. Esatto. Diciamo che questo... La Piave, sì. La Piave, diciamo il nome La Piave, effettivamente l'articolo fu cambiato da D'Annunzio, quindi non fu cambiato da una persona, diciamo, sconosciuta in Italia, fu cambiato perché il primo copywriter italiano, quindi... Esatto, scrisse un sonetto che riguardava la guerra e aveva bisogno della mascolinità nel nome, poi fu ripreso nella canzone del Piave e diventò il Piave della canzone
scritta da Giovanni Garita, detto Mario, che scrisse la canzone del Piave. Alcuni lo definiscono un cabarettista, non era un cabarettista, era una persona che in quel momento traduceva in termini attuali il valore del Piave, e da non dimenticare che quella canzone fu dal 43 al 46 inno nazionale d'Italia, e fu De Gasperi che nel 46 cambiò la canzone del Piave con l'inno nazionale di Mameli. Fausto, sì, ti vedo... No, io ho un po' di rammarico. Le nostre gelaterie in Germania, che sono messe nei punti chiave delle città, dove si dice che 40 milioni di popolo, di gente, visitano la stagione delle nostre categorie, che la Veneto non sia stato capace di usufruire di questi ambasciatori per promuovere il proprio territorio. Ha tentato Oscar De Bona, il nostro presidente, una volta la valigetta del turismo, però tutto si è spento là. Se parliamo meglio di noi per promuovere il nostro territorio, non credo che cia stato nessuno, e un po' di rammarico rimane perché i veneti non sono riusciti a approfittare di questa cosa. Attento Fausto, perché ne arriveranno delle belle, lo dico a tutti voi che ci seguite in televisione. Ma io ho ancora 50 anni di vita, non posso aspettare un'eternità. No, sarà molto breve la cosa. Io e Giuliano abbiamo anticipato, ma stiamo facendo un lavoro che insieme a voi condivideremo, perché tutti quelli che vengono a questa trasmissione saranno partecipi di una grande squadra che porterà di nuovo la gente in questo Veneto e la farà rimanere, questo è il nostro obiettivo. Io ringrazio gli ospiti di questa sera perché sono degli ospiti eccezionali, chiedo scusa di ogni errore che ho commesso, ma anche questa sera qualcosa ho imparato, e di questo ringrazio voi che siete stati seduti con me con pazienza a questa tavola. Ringrazio Sebastiano Saviane, un chef innovatore con una lunga e importante visione davanti, perché questa è la differenza, la visione che ha del suo lavoro. In centro Belluno lo trovate al ristorante La Nica, in un posto meraviglioso. Io ringrazio Luca da Corte Croera per la sua passione che ci mette in quello che fa, in quello che porta avanti, e qui vuole rimanere a trasmettere la sua grande energia. Io ringrazio un uomo rock and roll che è Oscar De Bona, che ogni qualvolta parla di qualcosa trasmette passione e sta aiutando noi giovani ad andare avanti. Ha deciso di stare dalla nostra parte e di questo noi lo ringraziamo. Ringrazio altresì i due più grandi ambasciatori del gelato artigianale nel mondo, direi, nel mondo, che sono Fausto e Maurizio. Io sono emozionato perché ho due pedine che sono patrimonio di questa regione, di questo mondo, qui in studio con noi. Non siamo la RAI, ma siamo Antena 3, siamo migliori di voi, cara RAI. Li abbiamo anche noi, ospiti. Grazie a Oscar e grazie a Giuliano. Giuliano Vantaggi sarà un uomo di cui sentirete molto parlare nei prossimi anni, perché sarà l'artefice di un cambiamento epocale nelle nostre tre Venezie. Ringrazio i Wedero che sono stati con noi, il cibo, i prodotti che avete portato, Latterie Soligo, le cantine di Campo di Pietra che hanno deciso di unirsi a noi in questa grande festa che si chiama La Zanzega. Grazie a tutti, buon sabato e buona domenica, evviva, ciao!